Federico Simeoni, rappresentante di Patria Furlana e Movimento per l'Autonomia dal Friul. Noi nasciamo come movimento rappresentativo della comunità linguistica friulana, siamo stati presenti nel Consiglio provinciale di Udine fino al 2018 e da allora abbiamo investito in un progetto che guardasse al futuro e soprattutto fuori dai confini della nostra regione, perché crediamo che la somma delle identità sparse in giro per l'Italia e per l'Europa, che sono ignorati dai poteri centralisti che in questo momento governano sia lo Stato italiano che l'Unione Europea, possano trovare un risultato in una rete che proprio stasera andremo a costituire a Udine e che si chiamerà Autonomie Ambiente. Autonomie perché al suo interno racchiude un po' tutto, le istanze che noi a cui vogliamo dare risposte ai nostri cittadini, istanze di lavoro, di un'economia rinnovata, più vicina ai cittadini e non solo sensibile ai diktat delle banche, e ambiente perché riteniamo che sia uno degli elementi costitutivi dell'identità di ogni terra e di ogni popolo e che in questo momento vive una drammatica emergenza. Quindi noi auspichiamo che finalmente la rete di contatti costituiti sia in Italia e a livello europeo si consolidi sempre di più e possa costituire una grande voce forte che possa dare risposte concrete finalmente ai nostri popoli sempre più schiacciati dal centralismo.